ranocchio. È una trousse, è stupenda, è bellissima. Il ranocchio mi ricorda qualcosa, la corona soprattutto mi ricorda qualcosa. Benvenuti, sono in un posto meraviglioso. Parlo di bellezza, maschile e femminile, soprattutto femminile. Con il mio ranocchio andiamo in giro e vi farò vedere delle cose molto molto carine. Andiamo? Ero caduto. Andiamo. È una trousse, ma mi trucco. Mi metto l'abito tutto oro adesso. Buon Natale signora. Avete fatto una bella spesa. La crema per i figli, il cremone. Il cremone, cos'è il cremone? È una crema che è un dopo bagno. Veramente, ed è efficace. Efficacissimo. Buon Natale. Grazie. Come va il Natale? Vieni qua, questa Rita. Come va il Natale? Va bene, Va ce la bene. metteremo tutta. Qua c'è il reparto uomo, man, maschio come lui, John Depp, bellissimi tutti, sono tutti belli, qua con queste foto sono tutte belle. Sto arrivando, trucca, vai, ecco, stiamo arrivando, lui ha iniziato adesso, quindi si sta truccando. Ma che bravo che sei, è bravo Antonio. Moltissimo. Tu ti fai toccare solo da lui. Solo ed esclusivamente. Tu sei di Los Angeles. Le donne vengono, Tantissimo, si fanno consigliare. Complimenti, buon lavoro, in bocca al lupo. Buon Natale, buon Noele. Venite con me, siamo su via Montesanto. Ho visto un presepe stupendo. Vi faccio vedere questo presepe. Fine 700, guardate la bellezza. Fine 700, inizio 800, napoletano, è di una bellezza unica, chiuso in questa teca. Questo è un augurio che vi faccio con questo magnifico presepe napoletano, bellissimo. Andiamo, si prosegue, andiamo. Donne, andiamo in un posto meraviglioso, da sogno, da sogno. Entriamo, andiamo, venite, vieni. Io un attimo mi devo togliere questo, giaccone un attimo. Ho rubato un gioiello? No, non è vero perché sono davanti qua, buonasera. Buonasera, bene, benissimo. Cosa sta comprando? È tutto quello che mi piace. Allora compriamo tutto. Tanti regali da fare, così. Quindi un felicissimo Natale, radioso sarà. Speriamo. Tantissime. Speriamo. Piccoli pensieri. C'è questa grande donna, sorella del genius, Sergio. Bene Claudio, sempre bene quando vediamo te. Ma grazie, le vendite vanno benissimo. Vendite scintillanti. Guardate che splendore. Nina, si chiama Nina, 8 mesi. Nina, guarda là, Nina. Ci hanno comprato pure a lei il collarino con i brillanti. Nina, gioca Nina, gioca Nina. Abbiamo comprato dei bellissimi orecchini. Sono splendidi, poi anche loro sono molto gentili, molto carini. Lei è la figlia di Sergio, lei è una Giada stupenda, meravigliosa, inquadrala, è bellissima. Grazie, buone compere. Grazie altrettanto, buon Natale. Buon Natale. Mitico zio, come sta? Bene. Tutto bene.
Tu sei il guardiano da quando è nata l'azienda. Il più vecchio. Il più vecchio, il più saggio, complimenti. Grazie. Oh, che piacere. Un maschio in gioielleria farà un regalo, è vero, alla moglie? Brillanti, diamanti, cosa? Non è che sono io a scegliere, è sempre la donna che sceglie, ma te lo dice prima. Ma certo, Devi però, evitare di fare- però ci vuole una sorpresa, no? Ma la sorpresa viene fatta quando glielo porto, Ma lei è napoletano? che si sente. Ma stupendo, complimenti. Ma è piacere tutto mio, figuratevi. No, volevo dire, effettivamente, quando si fa un regalo, non è che si fa così, tanto per farlo. Buon fine anno e inizio Capodanno, Lei è un'altra figlia di Sergio, no, è timida. Comunque lei è una... No, non ti intervisto. Andiamo in galleria. Venite. È come entrare in una favola. Guarda chi c'è, la Zinno. Come stai? Ciao, tutto bene, tutto bene. Valentina è l'ufficio stampa di Sergio. Vi posso assicurare, io ho lavorato con lei, facciamo delle cose insieme. Una grande professionista. Complimenti. Grazie, grazie, complimenti a te, è sempre un piacere vederti, è sempre un piacere collaborare con te. Grandi cose, la città di Cosenza ha bisogno di questi splendidi artisti. Com'è carina. Comunque insieme faremo una cosa molto importante, il giorno 22 ci sarà un personaggio famosissimo e poi vi terremo informati, è vero? Sì, sì, verissimo. Buon Natale a tutti. Guardate questa tavola apparecchiata, è bellissima. È una meraviglia, una meraviglia. Andiamo sopra, andiamo sopra. Un turdillo, si trovano anche i turdilli da Sergio. La signora che vedete, quella splendida donna di una bellezza e di un'eleganza unica, è Stefania, la moglie, ma lei è molto riservata, non ama apparire come il marito che è una showgirl. Ma è bella lei, è timida, è introversa, non è come il... Una battuta, come va? Tutto bene. È stata in vacanza la signorina col fidanzato a Cervini, a Chic, è arrivata in negozio con gli Chic. È vero. Ti sei divertita? Che bella ragazzina. Ma fermati un attimo, fermati, sempre in movimento, sempre lavora, è pazzesco, è un treno. Come stai? No, un treno, bene, Claudio, benvenuto. Grazie. Guarda, complimenti per tutto comunque, complimenti veramente di cuore, anche se di parte, perché Sergio abbiamo un legame veramente profondo, d'amicizia vera, sincera. Tu hai costruito questa bellezza insieme ai tuoi collaboratori, normali, insieme alla tua famiglia. È un gioco di squadra ormai che dura da tanti anni, sono oltre 30, siamo felici, lavoriamo con passione, con serenità e questo ci aiuta molto. Abbiamo a cuore tutto quello che ci circonda, tutto quello che sono le componenti di questa città, dallo sport al sociale, a quello che naturalmente tutti i giorni si vive osservando i quotidiani, osservando i media, osservando quello che accade quotidianamente. E quindi noi col nostro piccolo contributo siamo vicini dove crediamo che ci sia bisogno del nostro aiuto. Come sta andando questo Natale? Sta andando bene, siamo felici perché riteniamo che questo sia un lavoro, come tutti i lavori, quando si fa con passione e con stima verso il prossimo esce tutto bene. In esclusiva, io lo dico, il giorno 22, in questo splendido gioiello, in questo posto unico al sud Italia, io e Sergio avevamo ospite una donna fantastica dello spettacolo italiano, non vi dico il nome, non vi svelo il nome,
invito a venire, ma io il giorno 22 ti ringrazio che tu hai annunciato questa novità di giorno 22, però il giorno 22 abbiamo anche delle cene sociali, abbiamo delle operazioni anche diverse da questa, che naturalmente creano atmosfera e creano, come dire, attrazione verso il bello, verso quello che noi facciamo come lavoro. Però l'occhio è sempre vigile, è sempre attento ai problemi della città e, come dicevo prima, al sociale, e il 22 avremo una grande cena con tanti amici che sono stati e sono purtroppo meno fortunati di noi. Io ti auguro tanta felicità. Grazie Claudio, complimenti a te, mi fa piacere che ti giri la città in lungo e largo con questa telecamera, con questa splendida emittente, per far vedere le bellezze di questa amata terra, di questa nostra Calabria, di questa nostra Cosenza, che veramente ne ha bisogno, perché bisogna partire proprio da noi stessi, a pensare positivo. Io incontro tanti clienti, tanta gente, tanti amici, e dico sempre: pensare in positivo aiuta tanto, e sono convinto che questa terra avrà modo nel prossimo futuro di far valere la propria identità, il proprio modo di fare. Quello che dico sempre ai giovani: credete in voi stessi, evitate le scorciatoie, fate quello che vi va più di fare e vedete che poi alla fine vincerete. Buon Natale. Buon Natale a tutti. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. La legge è uguale per tutti. Boh, chi lo sa, sono in toga. Andiamo dal maestro Gennaro. Gennaro, come stai? Tutto bene, tu come stai? Sto bene, cosa stai facendo con questi tessuti? C'ho un cliente in camerino. C'è un cliente? Sì. Ma di questi tessuti va molto il velluto. Moltissimo. Quest'anno il velluto, diciamo che la fa da padrona sia per l'abbigliamento casual ma anche elegante. Dimmi un'altra cosa, questi sono dei tessuti da camicia. Per la camicia, sì. Ma tu fai anche abiti? Camicie, abiti, come hai detto tu, anche toghe su misura. Toghe, come si dice a Cosenza? Davvero toghe. E quindi disturbiamo, chi è che il cliente? È in camerino. Scusa, ma è lui, vieni qua. Prossimo avvocato, è lui, Giuseppe. Questo è un cappotto che stavi misurando. Suo, l'ho appena provato, me l'ha appena dato. Ma bello, ma ti sta benissimo, Giuseppe. Sì. Ho il tuo parere positivo? Sì, guardate quanto è bello questo cappotto, questa sciarpa, è stupendo. Sì, ha abbinato il maestro, qui. Ma lontano, perché vedo un modello là, Modello Renato che è giovanissimo. Anche tu, questo look. Tu di professione fai anche il modello? Anche il modello, sì, lo faccio soprattutto come passatempo. Lo puoi fare perché sei molto bello e poi sei un bravo ragazzo. Ti ringrazio. Con queste mani che io non vedo niente, si nascondono le mani, si nasconde tutto. La produzione è qua, giusto? Sì. Il laboratorio è dietro, sì. La camicia viene fatta subito. È fatta, sì, in giornata, diciamo. Invece un abito quanto tempo ci vuole? Un abito, diciamo che 3 settimane di lavorazione, più o meno. Complimenti a te, lui è un giovane imprenditore, ha delle belle idee. Complimenti. Grazie. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.